È passato un anno dalla strage di Lampedusa. Il 3 ottobre 2013 al largo dell'isola siciliana affondava un barcone carico di migranti. 368 i corpi recuperati in quella che è considerata la più grave tragedia del mare mai avvenuta in Italia. E l'eco di quella carneficina si fa ancora sentire anche qui, dove in questi 12 mesi sono state alcune centinaia i profughi accolti. È con quelli di loro che sono rimasti che le diocesi di Treviso e Vittorio Veneto si riuniranno in preghiera nel primo anniversario delle catombe. Appuntamento venerdì alle 20:45 alla Casa della Carità di Via Venier con il vescovo Gianfranco Agostino Gardin. Vuole essere un momento in cui anche si abbandonano un po' tutte le polemiche, chi ha fatto, chi non ha fatto, cosa era bene fare, ma soprattutto delineare un impegno comune. Un impegno che continua ma che non può proseguire all'insegna dell'emergenza, rispetto alla quale il volontariato ha fatto anche più di quello che poteva. La proposta della Caritas Starvisina è proprio quella di superare il concetto dell'urgente contingenza per aderire piuttosto al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. L'idea è quella di un centro di accoglienza integrata che vada al di là della distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare pure interventi di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico. Certamente come Caritas siamo disposti a ragionare attorno a un tavolo e a dare una disponibilità, altrimenti credo che si andrà avanti sempre con questa emergenza e il supplire a un certo punto non sarà più sufficiente. Per questo tipo di progetti il Ministero dell'Interno prevede però una partecipazione volontaria degli enti locali, proprio quella che finora è largamente mancata.